ti dedica una canzone, magari viene fuori una canzone orrenda, bruttissima, che non ti rispecchia, e tu ti canterai. Grazie. Ricordo per andare a chiudere, signor Sindaco, questa edizione 2015 della Fiera di Santi, che per fortuna Giove Pluvio in primis non ha fatto i dispetti, anzi ha fatto sì che con questo sole la gente scoprisse o riscoprisse, insomma, una bellissima tradizione. Beh sì, certo, complice certamente anche il bel tempo, abbiamo avuto effettivamente anche quest'anno una Fiera dei Santi straordinaria, con decine di migliaia di visitatori e tantissime attrazioni che hanno permesso a tutti quanti, sono venuti in questi giorni a Rivignano, davvero di vivere dei momenti molto intensi, e il Festival Mondiale della Canzone Funebre, come ormai da tradizione, chiude le giornate dei Santi di Rivignano, e lo chiude in maniera estremamente, diciamo così, adeguata proprio a quello che è lo spirito della festa dei Santi di Rivignano, una festa secolare che però mantiene questa singolare tradizione di festeggiare nel giorno dove negli altri paesi si è più abituati invece a commemorare i defunti. Anche noi commemoriamo i defunti, ma il nostro modo è molto particolare. Senta, cosa vuol dire in questi tempi organizzare un evento e soprattutto far uscire di casa la gente e perché no anche farli spendere? Beh, i tempi non sono più facili come lo erano magari qualche anno fa, però quando un paese come Rivignano o Teur riesce a coinvolgere praticamente tutti gli abitanti, quindi una comunità si trova unita in una festa e centinaia e centinaia di volontari lavorano per settimane per preparare questo evento, questa festa acquisisce qualcosa di più, ed è proprio lo spirito della Fiera dei Santi, che è uno spirito che si respira venendo a Rivignano in questi giorni, e chi viene da fuori si accorge che nell'aria c'è qualcosa di più delle manifestazioni che semplicemente vede, è proprio lo spirito di questa antichissima fiera. E l'assessore alla cultura Piantoni cosa dice? Io sono molto soddisfatta soprattutto di questa serata, che davvero ha superato se stessa. La qualità dei cantanti, dei musicisti che si sono presentati questa sera è stata veramente al di sopra di ogni aspettativa, e anche la varietà musicale veramente ci ha stupito. Abbiamo chiuso davvero in bellezza la fiera. Per quello che riguarda la fiera, effettivamente quest'anno è stata un'edizione baciata dal sole, ed è stata anche una fiera all'insegna della solidarietà, perché c'è stata una raccolta di fondi su iniziativa di alcuni genitori, che è stata abbracciata da tutti i chioschi, da tutti gli esercenti, una raccolta che è nata per restituire ai nostri bambini i supporti tecnologici che sono stati rubati dalla scuola primaria alcuni giorni fa. Bene, andiamo a chiudere con Tiziana invece, che è il volto dello spettacolo di Rivignano. Sì, ciao a tutti quanti, io sono veramente felicissima per questa edizione 2015 del Festival Mondiale della Canzone Funebre. Per me personalmente è stata forse l'edizione più ricca di entusiasmo. Abbiamo avuto il piacere di avere un altro presentatore insieme a me, Stefano Bonanno, alla sua prima esperienza in una comunità come Rivignano, e anche lui forse non si aspettava di trovare un riscontro di pubblico così come quello che invece ha trovato. È stata anche l'edizione che ha portato il Festival Mondiale a diventare veramente planetario. Siamo andati in diretta live streaming con Periscope, abbiamo aumentato tantissimo il numero dei nostri follower sui social network, Facebook e Twitter, e quindi l'evento sta diventando veramente mondiale così come l'avevamo voluto. Tra l'altro questa idea di cambiare il festival, non renderlo più un concorso canoro, ma una vera e propria rassegna musicale, è stata evidentemente vincente. Ricordiamo che l'idea è di Rocco Burtone, e è stato deciso questo proprio perché ha dato la possibilità di scegliere la qualità dei musicisti partecipanti senza creare
quello spirito di competizione che magari prima aveva potuto in qualche modo guastare le aspettative dei partecipanti. Quindi diventa una rassegna dove tra oltre 40 proposte abbiamo scelto una rosa di 7 candidati che stasera si sono veramente rivelati all'altezza delle nostre aspettative. Tra l'altro, oltre a questo, lo ricordiamo ancora una volta, il primo incontro in biblioteca è dedicato al funebre nella musica che si è svolto quest'anno e che probabilmente verrà riproposto anche l'anno prossimo. Vi aspettiamo.